Sono 35.671 esacensi iscritti nelle liste elettorali. È il dato ufficiale proveniente dal comune di Sciacca. Si tratta di 18.274 donne e 17.397 uomini. Un dato piuttosto elevato se si pensa che gli abitanti della seconda città della provincia di Agrigento sono di poco superiori alle 41.000 unità. Liste che comprendono tuttavia anche numerosi cittadini emigrati nel corso degli anni, ma che in ogni caso confermano un indiscusso trend di invecchiamento del tessuto sociale che prima o poi dovrà essere analizzato. Una novità è sicuramente la presenza di 2 liste speciali con in tutto 64 elettori. Si tratta di stranieri cittadini di paesi dell'Unione Europea che però risiedono a Sciacca, 17 uomini, 46 donne, quelli che hanno chiesto e ottenuto dal Comune il diritto a votare. Un fatto senza precedenti che rivela un dato assai interessante nella prospettiva di un mondo con sempre minori frontiere, dove tutti hanno il diritto di pretendere una buona amministrazione, anche chi non è nato qui ma che tuttavia qui ci vive, fa il suo dovere di contribuente e di conseguenza chiede legittimamente servizi per sé e per i propri cari. Sono 42 le sezioni dislocate nel perimetro comunale di Sciacca che oggi pomeriggio si insediano negli istituti scolastici. Non saranno disponibili le sezioni tradizionalmente insediate all'Istituto Comprensivo Ignazio Scaturro, spostate alla Scuola Elementare Sant'Agostino con ingresso dalla via Emilio Ravasio. Si tratta di un plesso accessibile ai portatori di handicap, in questo senso l'ufficio elettorale ha riorganizzato le sezioni tenendo conto proprio delle esigenze delle fasce più deboli. L'altra scuola non disponibile a causa di lavori di manutenzione in corso è l'elementare Rione Marina di via Modigliani. Qui le sezioni sono state spostate all'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di via De Nicola alla Perriera. Domani mattina operazioni preliminari nelle sezioni a partire dalle ore 6, mentre si comincerà a votare a partire dalle 8. Primo giorno di votazioni fino alle 22, poi lunedì mattina dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio, 5 candidati a sindaco, 371 quelli che ambiscono ad un seggio al Consiglio Comunale.